Venezia è sicuramente la città simbolo per quanto riguarda il voto sull'autonomia del 22 ottobre. Qui, in questa città, è stato firmato il documento e presentato alla stampa, il documento, cioè la famosa trattativa con il governo centrale di Roma. Tutto è partito da qui. Un voto che potrà cambiare forse il destino della regione Veneto, rendendola sempre di più autonoma. Per saperne di più seguite il nostro speciale. Lei cosa vota? Voto convintamente sì. Perché sì? Perché questa innanzitutto è una data storica, è un momento storico. Noi dobbiamo, come popolo veneto, essere convinti che questo è un evento determinante per il nostro futuro. Il sì al referendum darà la possibilità al nostro governatore, che sia Zaia in questo caso, che sia quello successivo, magari poi non sappiamo, vedremo cosa accadrà, di andare a trattare con Roma il nostro futuro. In questo senso quindi avremo la possibilità effettivamente di essere più autonomi, quindi maggiormente padroni sostanzialmente a casa nostra e in prospettiva avere un maggiore servizio non solo sulle materie, quelle di quell'articolo 117 di cui si parla insomma nella nostra Costituzione, ma perché no anche puntare i piedi sul resto, perché la nostra regione è una regione a statuto ordinario, ma all'interno del nostro percorso costituzionale abbiamo tutto il diritto di chiedere maggiore autonomia e questo lo facciamo ovviamente per noi, ma io lo faccio anche per i miei figli. I veneti andranno a votare? Credo che il popolo veneto non si lascerà scappare questa opportunità. Secondo me, secondo anche peraltro il partito che rappresento, ma devo dire non è solo una questione poi di bandiera, di partito. Questa è una questione di bandiera di popolo. Il Veneto non si lascerà scappare questa opportunità, è la prima in assoluto ed è quella più importante che ci riguarda. E dopo? E dopo cosa accadrà? Accadrà che cosa? Che a questo punto noi avremo la possibilità di instaurare un rapporto con il governo centrale, ma lo faremo con un presidente che avrà un mandato molto chiaro. Il popolo veneto, qualora andrà a votare oltre il 50%, ovviamente noi vogliamo che vada a votare il 99%, insomma il 100% degli aventi diritto, e che da queste urne possa uscire un risultato strepitoso, quindi determinante. Vogliamo che il sì sia più largo possibile. In questo caso il sì non sarà un sì politico, ma sarà un sì di popolo che darà un mandato chiaro al suo presidente, quindi in questo caso al governatore Zaia, il quale potrà usare questo mandato per andare a Roma e per dire guardate che oggi noi apriremo e apriamo una questione settentrionale. Per molti anni si è parlato in Italia di una questione meridionale, oggi noi potremo invece parlare di una questione settentrionale. Credo sia arrivato il momento di fare in modo che il Veneto e con la sua prospettiva possa essere effettivamente una regione non solo nei numeri, quindi la più esaltante, ma anche da un punto di vista della futuribilità della sua azione amministrativa, politica, di peso anche nell'Europa, la regione che effettivamente ha e deve avere il bollino DOC. Poi per quanto riguarda la questione poi prettamente diciamo tecnica, ci hanno detto che questa comunque è un'azione in qualche modo fuori dalla Costituzione, che è un'azione che non serve a nulla, che è un'azione in qualche modo che farà spendere un sacco di soldi. Beh, insomma, tutte quante baggianate, non c'entra assolutamente nulla, siamo all'interno della Costituzione, siamo all'interno dell'iter che la Corte Costituzionale ci ha dato insomma in qualche modo come responso. Il quesito è molto chiaro e la prospettiva per cui è assolutamente lineare e chiara anche per i veneti che andranno a votare e che il 22 si troveranno davanti quel quesito. Beh, tra il sì e il no c'è una terza opzione che è quella dell'astensione, perché si tratta di un referendum inutile, un po' farlocco, che fa immaginare che il giorno dopo il Veneto avrà più autonomia e più risorse. Non è vero nulla di tutto questo, si vota su un articolo della Costituzione che già c'è
c'è grazie al centro-sinistra, perché la Lega a suo tempo votò contro a questo articolo della Costituzione, e quindi io invito i cittadini a non andare a votare, a non partecipare a questa votazione, perché si tratta sostanzialmente di un referendum inutile che non cambierà nulla per il Veneto. Oltretutto c'è il quorum in questo referendum, pertanto se non si dovesse raggiungere il 50% del quorum, il referendum verrebbe dichiarato invalido. Ma non sono invalide le ragioni dell'autonomia. Io per esempio la settimana scorsa ho presentato una richiesta di maggiore autonomia in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Sono oltre 200 gli incidenti che ogni giorno accadono sui posti di lavoro del Veneto. Questa richiesta è stata approvata all'unanimità, quindi si può chiedere maggiore autonomia pur non partecipando al referendum, che è assolutamente inutile. Sono soldi buttati al vento, oltre 15 milioni di euro. I veneti andranno a votare? Ma se capiranno che dietro a questo referendum non c'è nulla, c'è solo la voglia di fare un po' di propaganda, secondo me staranno a casa, perché capiscono che non si possono buttare dalla finestra 15 milioni di euro che sarebbero stati utili per le famiglie più povere, per aumentare il trasporto pubblico locale, e non per un referendum che non consegnerà nulla in più al Veneto, perché già oggi il Veneto può richiedere maggiore autonomia allo Stato attraverso i meccanismi previsti dall'articolo 116 e 117 della Costituzione. Quindi il referendum in sé non aggiunge nulla. È assolutamente stato pensato solo per fare un po' di propaganda. Infatti grossa parte dei soldi, ma lo vediamo in questi giorni, sono spesi esattamente per questo, per la propaganda. Manifesti, striscioni lungo le spiagge che sono apparsi, tantissima pubblicità che invaderà le vostre cassette postali, tutti soldi spesi con le risorse di tutti i cittadini, quindi anche di quelli contrari al referendum. E credo che anche questo sia un esercizio assolutamente sbagliato della democrazia. E dopo? E dopo io credo che a prescindere di come andrà questo referendum non cambierà nulla. L'articolo 116 e 117 della Costituzione saranno in vigore anche se vincesse il no, anche se dovesse fallire il referendum. Dopo si può aprire un tavolo, esattamente come l'hanno fatto altre regioni. Penso all'Emilia Romagna, che ha aperto un tavolo in materia di autonomia senza passare attraverso il referendum, senza spendere 15 milioni di euro, anche perché qualsiasi ipotesi di maggiore autonomia, e io sono per l'autonomia, deve passare attraverso il Parlamento, quindi non può essere un motivo conflittuale, perché la maggiore autonomia per il Veneto la devono votare anche i parlamentari che sono di altre regioni. Allora è questo il punto essenziale che io mi auguro i cittadini del Veneto possano in qualche modo comprendere. Siamo di fronte a un referendum zero, che non produrrà zero risultati. Vi invito quindi a non partecipare al voto e di continuare le vostre battaglie per maggiore autonomia per il Veneto.